7 comuni per 30.000 abitanti, meno del 4% della popolazione metropolitana che è di 850.000. Una piccola fetta di territorio, quindi, quella rappresentata dal Golfo Paradiso all'interno della città metropolitana di Genova, ma molto pregiata, se pensiamo che ne fanno parte una perla del turismo come Camogli, con l'abbazia di San Fruttuoso gestita dal FAI, e un'icona della gastronomia mondiale come Recco, nota nel mondo per la prelibata focaccia al formaggio, recentemente tutelata con l'IGP. Poi ci sono borghi marinari ad alta vocazione balneare come Sori e Bogliasco e lo spettacolare balcone sul mare di Pieve Ligure, oltre alla cosiddetta Valle del Tempo, così chiamata per l'industria degli orologi e composta da Uscio e Avegno. Nel recente passato questo piccolo prezioso territorio ha beneficiato del privilegio di offrire un paesaggio eccezionale a pochi chilometri dalla grande città capoluogo, ma oggi soffre i ben noti mali liguri dello spopolamento, invecchiamento e assenza di prospettive economiche che non siano il turismo, che però è ormai lontano dall'epoca d'oro delle seconde case. Come rilanciare quindi queste zone? Come per il resto del territorio metropolitano, lo sviluppo e il destino del Golfo Paradiso sarà scritto nel Piano Strategico Metropolitano, lo strumento di pianificazione della neonata città metropolitana, che è in questi mesi in gestazione. Il sesto ed ultimo incontro di partecipazione che l'ente di Area Vasta ha organizzato per coinvolgere nella scrittura del piano i numerosi portatori di interesse della zona, amministratori, operatori economici, associazioni, mondo della sanità, della cultura e del tempo libero, si è svolto il 24 gennaio proprio a Recco. Di che cosa hanno bisogno questi territori che sono minoritari nell'ambito della grande città metropolitana per avere un futuro? Innanzitutto hanno bisogno di infrastrutture che possano consolidare le eccellenze che in questo territorio risiedono, non soltanto quelle legate alla gastronomia, al primato sportivo, ma anche a diciamo così, quegli elementi che determinano la qualità della vita, che qui è sicuramente molto elevata. Vi è poi anche la necessità di conservare quel dato di coesione sociale, di inclusione dolce, che in passato era considerata come un fatto, diciamo così, consolidato e che le nuove sfide impongono un'attenzione diversa. Qual è la richiesta che è emersa dal vostro tavolo? Diciamo che il nostro tavolo si è concentrato soprattutto sulla necessità di coordinare le attività dei vari enti da parte della città metropolitana e sullo sviluppo del territorio, quindi una necessità perché città metropolitana faccia un po' da volano per quello che è lo sviluppo e il coordinamento delle realtà territoriali. Fondamentalmente la grande proposta è stata fatta di potenziare la città metropolitana come ente di secondo livello, quindi che diventi linea guida per gli enti locali come contatto con la regione, perché siamo in un momento in cui che gli enti locali comunque sono lasciati un attimino sfortunatamente da soli nella gestione di tematiche anche complesse, con poche forze e non tanto come risorse ma come professionalità, quindi gestire le professionalità della città metropolitana per far sì che tutto venga sviluppato in una linea unitaria e non frammentata come ora. L'importanza del coordinamento che può fare Città Metropolitana con tutti i comuni del territorio e fra i vari territori che sono stati individuati nella suddivisione del territorio appunto della Città Metropolitana. E poi la salvaguardia sicuramente dell'ambiente intesa come gestione del territorio per gli aspetti idrogeologici, le frane e quant'altro, e un rilancio di quelle che sono, almeno per questa zona, le attività commerciali e turistiche che stanno vivendo in parte una forte crisi. Il primo problema da affrontare è quello della riduzione dei comuni, perché pensare di avere una città metropolitana che assorbe più dei 3/4 della popolazione nel centro di Genova è quasi ridicolo, e avere poi comunelli montani di poche centinaia di abitanti è altrettanto ridicolo. Bisogna ricreare un equilibrio tra un centro grosso e poderoso e una periferia un po' meno spezzettata, quindi ridurre i comuni almeno della metà, ma se si riducessero a 25-30 comuni in tutto l'ambito
della città metropolitana avremmo un grosso guadagno. Quali sono i problemi e le opportunità del Golfo Paradiso? Allora, i problemi sono diversi: il lavoro, la mancanza di lavoro, la perdita continua di giovani, il fatto di non riuscire a diventare un sistema. Le opportunità, la grande bellezza è la cultura, la straordinaria cultura locale proprio, sulla quale secondo me si potrebbe partire per fare veramente tanto per questo pezzo di questo pezzo di meraviglioso territorio. Dal punto di vista del dissesto idrogeologico, a mio parere, occorrerebbe che la città metropolitana desse un occhio di riguardo a tutto il territorio, e intendo il territorio di tutta la città metropolitana, non soltanto il nostro, per far sì che, messo a posto quello, poi tutte le altre attività si possano sviluppare. Il dissesto idrogeologico è l'appunto principale, delle azioni mirate tutti insieme. Ovviamente si cerca e si deve cercare di eliminare certe problematiche che poi si vincono nel momento del problema, delle piogge eccetera eccetera. Quindi da questo punto di vista qua non bisogna perdere di vista questo, il territorio, l'agricoltura, il turismo, integrare questo tipo di attività qua che sicuramente possono avere uno sbocco per i nostri territori in maniera positiva sicuramente. L'elemento principale è la grande partecipazione che c'è stata sul territorio. Devo dire che tutti gli incontri sono stati molto partecipati, in primo luogo da parte dei sindaci, quasi tutti presenti, con le amministrazioni pubbliche, ma anche da parte dell'associazionismo, del mondo economico e sociale dei diversi territori. Quindi ha dimostrato un interesse, una voglia di essere protagonisti nella definizione delle linee guida, poi di quello che è lo sviluppo e la gestione del territorio metropolitano. Devo dire che sono emerse proposte interessanti che, compatibilmente a quelle che sono le possibilità e le risorse, verranno implementate nel piano strategico per poi sottoporle al confronto e all'approvazione con tutti i sindaci metropolitani. Questo lavoro si è voluto fare proprio nella massima condivisione, proprio per cercare di costruire uno strumento solido, di lasciarlo in dote all'amministrazione successiva in modo condiviso con i territori, non soltanto determinato dai 18 consiglieri metropolitani, per cui sono convinta che sia uno strumento di grande utilità anche per chi verrà.